Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Noto con piacere che le mie occhiaie stanno raggiungendo un livello pro ormai, quindi probabilmente ormai mi sto trasformando in un nerdone a 360 gradi. Va da sé che siamo già giunti alla seconda puntata di questa nuova serie su PHP/MySQL che vedremo più avanti. Allora, prima di iniziare, come sempre, vi invito ad aiutarmi a far crescere la community. Basta un like o l'iscrizione al canale, condividete i video, insomma diffondete il verbo. Più siamo e più video riesco a fare. Questa cosa continuerò a dirvela sempre perché quelli bravi mi hanno detto che bisogna ripeterlo in ogni video. Poi se è una rottura di palle, io questo non lo so. Vi ricordo anche che le lezioni sono parzialmente vincolate tra loro, insomma sarebbe sempre cosa buona e giusta che prima di vedere una lezione abbiate visto magari l'introduzione e la lezione precedente, quindi seguire comunque un minimo di logica. Oggi dobbiamo parlare di array, ma prima di tutto sigla. Eccoci qua. Allora, oggi dobbiamo parlare di array. Abbiamo visto nella lezione precedente le variabili. Abbiamo visto le variabili di tipologia stringa, abbiamo visto le variabili intere, abbiamo parlato delle variabili decimali. Oggi vediamo le variabili definite array. Che cos'è un array? Un array altro non è che un contenitore di variabili, quindi una variabile che da semplice può diventare un contenitore per tante variabili, e si dividono in due diverse tipologie. Si chiamano sequenziali e associativi e ovviamente si comportano in maniere diverse e hanno uno scopo differente tra loro. Oltretutto gli array hanno anche un'altra bella caratteristica: possono essere incastrati tra loro, quindi una variabile array può contenere non solo delle altre variabili, ma può contenere anche degli array che contengono altre variabili e altri array al loro interno. Tutte queste strutture si chiamano array multidimensionali, quindi sono proprio dei bei pacchettoni di roba, insomma, di cui viene fatto ampio uso nei linguaggi di programmazione, nei software, nei siti, e anche WordPress utilizza un sacco gli array, tutti i suoi array predefiniti. Allora, partiamo dalla costruzione di un primo array di tipologia sequenziale, così vediamo di che si tratta. Allora, apro e chiudo PHP e vado a definire una variabile che chiamerò, che ne so, $array uguale operatore di assegnazione. Qui, per potergli dire che questo è un contenitore per più variabili, devo utilizzare questa formuletta, devo dirglielo: tu sei un array, e all'interno dell'apertura e la chiusura delle parentesi tonde andrò a definire i contenuti del mio array. Questo è un array sequenziale. Qui adesso andrò a mettere una serie di contenuti, che ne so, musica, virgola, cinema, virgola, computer, ok? Quindi dei contenuti. Perché si chiama array sequenziale? Perché segue una coppia chiave-valore che ha un'indicizzazione autoincrementativa che parte da 0. Tradotto vuol dire che musica corrisponde a 0 come chiave per estrapolare il dato, cinema a 1 e computer a 2. Infatti, se seguendo la logica dell'altra volta, adesso potrei anche tenere aperto PHP direttamente, vado a stamparmi la variabile $array, in questo array sequenziale vedrete che il risultato che mi viene mostrato è proprio la scritta array. Perché? Perché è quello che gli abbiamo detto. Come faccio a estrapolare il dato singolo? Devo utilizzare questa formuletta con le parentesi quadre. All'interno delle quadre vado ad indicare l'indice di riferimento della voce che voglio estrarre. Per esempio, se scrivessi 1 e vado a salvare, lui mi andrà a stampare cinema, che corrisponde alla voce dell'array che stavo cercando di estrapolare. Per capire un po' meglio queste dinamiche possiamo andare anche eventualmente, adesso mando a capo un attimo, così vediamo sotto, possiamo usare la funzione print_r, una funzione di PHP che ci permette di andare a stampare in modalità molto grezza il contenuto del nostro array. Quindi l'unica richiesta che mi viene fatta è quella di dirgli: ehi, qual è l'array che devo stampare in maniera grezza? Se vado a stampare $array e salvo, potremmo vedere effettivamente la struttura, vedete? Ci dice: ehi amico, abbiamo una variabile di tipologia array dove c'è 0 uguale a musica,
1 a cinema e 2 a computer. Ricordiamo bene questa formuletta con l'uguale maggiore. Perché? Perché ci servirà per andare a gestire gli array associativi invece. Questo è quindi a tutti gli effetti un array sequenziale. E fin qua ce l'abbiamo. Vediamo invece che differenza c'è tra un array sequenziale e un array associativo. Nell'array associativo la chiave non è più un valore numerico definito da autoincrementativo, non definito da noi, scusatemi, autoincrementativo che parte da 0, ma bensì la chiave è un qualcosa che andiamo a definire noi nella coppiata. Se vado a fare dollaro, che ne so, lo chiamo array 2, ciapa, ok, uguale array, e vado a stamparmi, potrei definire la coppia chiave valore Mario uguale maggiore Rossi. Questa è una coppiata chiave valore. Vi ricordate quello che abbiamo visto qui? Chiave valore. Però questa è associativa perché ho definito io qual è la chiave associativa, che può essere anche alfanumerica, che ne so, 2 uguale Paolo. Perché gli array associativi e sequenziali, volendo, si possono anche mescolare tra loro, ok? Quindi posso avere anche una sequenza numerica, ma ci sono tantissime combinazioni che possiamo fare. Per esempio potremmo assegnare, che ne so, l'email al nome e cognome, il titolo al paragrafo. La chiave potrebbe essere il titolo e questo potrebbe essere il paragrafo, anche se qui ovviamente si entra più nella logica dell'utilizzo di database, che ha molto più senso. Ovviamente se io volessi stampare Rossi, dovrei andare a richiamare echo $array 2 e vado a richiamare la chiave che è Mario. E anche questa è una cosa da ricordarsi, ovviamente. Se volessi invece stamparmi anche la chiave, perché in questo caso ovviamente mi potrebbe tornare utile avere sia la chiave che il valore stampati, posso farlo attraverso un ciclo for each, che è una cosa che vedremo la prossima settimana nella prossima lezione di PHP. Ok? Quello che mi interessa adesso farvi capire e mostrarvi, adesso vado a cancellare un attimo sta parte qua così mi rimane un po' di spazio, è come posso andare ad incastrare invece delle strutture multidimensionali un po' più complesse. Faccio un esempio banalissimo anche in questo caso. Riparto dalla creazione dell'apertura e della chiusura di PHP e vado a crearmi una struttura multidimensionale leggermente più impegnativa, niente di che. Rifaccio il mio $array e scrivo uguale array, ok? E all'interno di questa struttura posso andare a gestire sequenze un po' più impegnative, come ad esempio potrei creare un nuovo array e andare a definire una sequenza tipo dove vado a fare A, B, C uguale, che ne so, ciao, che caio, incapacità di scrivere, virgola, ok? Quindi vedete che sto cominciando a creare qualcosina di un po' più complesso, dove è la virgola a darmi le indicazioni del caso. Potrei addirittura creare un secondo array all'interno della struttura dove vi vado a dire magari D e F uguale addio e inserire delle strutture più semplici, come ad esempio, che ne so, siamo arrivati a F, H, virgola, I. Questa è assolutamente e a tutti gli effetti una struttura multidimensionale. Vediamo un attimino come posso estrapolare questi dati. Beh, intanto se vado a fare un print R, un grezzo, potrò vedere come sono incastrati tra di loro gli elementi. Vedete? Abbiamo uno 0 array che contiene uno 0A, uno B e un C ciao,
poi abbiamo un 1 array che contiene uno 0D, un 1E e un F addio, e poi abbiamo un 2H e un 3I. Allora, cosa vuol dire? Andiamo a stampare le singole voci. Se io vado a fare degli echo e gli dico, guarda, se tu mi stampi $array 0, lui mi scriverà array. Perché per lui 0 è questa voce intera, è la virgola che permette di staccare la cosa. Quindi abbiamo 0, 1, 2 e 3. Infatti, se vado a scrivere array 3, mi stamperà I. Ok? Come faccio però a stampare le voci interne? Per stampare le voci interne devo andare ad inserire questa formuletta con la doppia quadra, dove la prima quadra mi identifica la prima voce dell'array, mentre la seconda quadra mi va a identificare la voce all'interno dell'array presente nella prima dichiarazione. Se in questo caso io scrivo 0, 0, lui mi andrà a stampare A, che è la voce sequenziale 0 all'interno dell'array 0 presente dentro la struttura. Se invece volessi stampare addio, dovrò andare a dirgli che l'array è il primo, e ricordatevi che questo invece è associativo, non è sequenziale, quindi per poter richiamare addio 0, 1, F. Quindi sarà F la chiave di riferimento per stampare la terza voce del secondo array. E per gli array è tutto. L'utilizzo che viene fatto di tutte queste strutture all'interno dei siti web, dei siti WordPress è infinito, è immenso, e aiutano veramente a creare migliaia e migliaia di situazioni utili alla causa. Sono un po' questi contenitori che si vanno a riempire costantemente di tutte le nozioni che ci arrivano. Anche per oggi è tutto, ragazzi, spero che anche questa lezione vi sia stata utile. Lasciatemi tutti i feedback, i commenti e tutto quello che ritenete di dover chiedere direttamente sotto il video. Noi ci vediamo martedì prossimo e parleremo di cicli. See you next time!